Deve entrare Lindstrom. Serve qualcosa di nuovo, di fresco, perché benino tutti ma non si sfonda. Dai amici bellini, dai! C'è Gianni Morandi sia in tribuna che sulla nostra panchina. Andiamo a vedere che succede. Ovviamente tutte le cose che abbiamo detto in formazione, lo sapete, ho postato la storia su Juan Jesus che si è infortunato, quindi per forza Nathan andiamo a vedere. Raspadori a destra, a dai un capo forte. Ecco qua. Subito Zielinski per nessuno. Piglia del Sapa. Bravo Zielu. Bravo Kvara. Il lancione per Osimhen. Troppo solo. Bella palla di Raspadori. Vai Osi. Spara. No. No, Ogamaz! No, vabbè, è una cosa incredibile. È che sono pure le stagioni così, Il palo, poi la palla rimbalza su Kvara. Salgono gli XG perché quello di Kvara secondo me è altissimo. Kashfurtu. Subito giallo. Ma quanti cartellini gialli quest'anno? Bravo Zielu. Esatto. Attenzione Carlson. Bravo Kvara, vai che te la sei ripresa. Bravo. È buono. Bravo Lobo. È buono. Bravo. Sì, questo è giallo. Niente ha detto l'arbitro. Fammela rivedere. Sceglie Kvaratskhelia. Si inserisce Oliveira all'interno. Va Kvaratskhelia. Rientra Sundoye, palla dentro. Mamma mia, Kvara. Perché quello è illegale. Ci prova Zielu. Ha toccato, Poi scarica da fuori. Era angolo. Bravo Kvara. Costringe a metterla fuori. Nathan pare che teneva quella voglia di fare la sventagliata, però non la devi fare, non stai più nel Bragantino. Oltretutto la fai su Raspadori, la sventagliata non la puoi fare. Mamma mia, attenzione. Meret. Ma c'era il fuorigioco. Bravo Meret, comunque. Non lo so questo fuorigioco. Non lo so. Bravo Kvara ancora. L'attacco di Kvaratskhelia. Bravi, l'1-2, dai, rivedo delle cose. Non gli fischia un fallo addosso. Siamo belli alti in questo momento. Guarda Nathan come sta alto. Si prepara il cross dentro. Sì. Bravo Raspadori. Bravo Dilo. Bravo Zambone. Se ne va Zambo Anghissà, il cross un poco meglio, però benino. Osimhen sul pallone. No, Zielinski direi. Sono molto diversi anche fisicamente. Gioca allora, gioca. Questo non ha chiamato niente. E quello non è rigore. Che cosa sta succedendo? Non c'è mai fallo sul portiere, mai. Qua De Silvestri gli calpesta proprio la caviglia a Osimhen. Tutto da cancellare. Abbiamo letto il suo labiale. Mamma mia Carlson com'è forte. Bravo Oliveira. Fallo. Ma senti questo telecronista disonesto. Quale allunga? Quello è Freuler che gli mette la gamba davanti. Ma stai zitto. Vai Zambone. Dai. Bravo Kvara. Centrale. Bravo Kvara. Tanti palloni arrubacchiati. Tante cose benino, capite? Cioè c'è una buona presenza territoriale nella metà campo avversaria. Ci stiamo provando. Manca quello spunto. Wow, si sa avviato. Papà Di Lorenzo a terra. Alzati, dobbiamo giocare, va. Mamma mia, bravo Ostigar. Bella palla di Raspa. Si sei solo, che ti devo dire? Eccoci. Raspadori. Ma ragazzi, secondo me se lasciamo qualche like sia giusto nel secondo tempo, perché ho visto delle cose un po' fatte meglio. Il Bologna non gioca a caso, quindi è un avversario che sapevamo tosto. Vediamo, dai, nel secondo tempo un po' di fiducia, dai. Dai, Mario Rui. Attenzione. Bravo Rui. Se n'è andato Osi. La corsa di Osimhen. L'avete seguito? Vai. Bella palla di Zambone. Prende posizione Bravo. L'ha avuta foul giallo. Robotka. Messo giù da Lobotka e c'è. Giusto. Attenzione. Posso dire così e così di Lorenzo, e secondo me io me lo spiego anche con il fatto che tiene un occhio indietro perché Ostigard e Nathan è una coppia nuova e quindi ovviamente un po' di paura. Questo come fa a non essere giallo? Ma è sembrata
Se hai dato il giallo a Kvara che non l'ha presa, era in ritardo ma non l'ha preso, questo qua l'ha sbracciata. Mamma mia, questa è quasi espulsione. Gli va proprio con il gomito. E si riparte. Attenzione a questi calci d'angolo, Palla che ecco qua. gira. Poi Zielinski l'allontana. Vai Di Lorenzo, mettila bene. Basso, la chiusura di Ferguson sul destro. Kvara! Prova i pugni di Skorupski. Ci riprovi? Mette in mezzo Luzza. Vai Zambone. Bella Kvara. Kvara. Se passava quel pallone. Deve entrare Lindstrom. Serve qualcosa di nuovo, di fresco, perché benino tutti ma non si sfonda. Vabbè, uno voleva Lindstrom. Pure un po' la curiosità. Io capisco che tu ti fidi di Politano. Lozano ha fatto un gran gol. Chissà, di prima la chiusura di Böke. Ma ne parleremo. Bravo Zielu, vai Kvara, Schelia! E poi chiede il fallo di mano, non è possibile che non c'è perché è impazzito Osimhen, altrimenti. Zielu sontuoso qua, Kvara lucido. Sì. Skorupski non puoi applaudire, dai Osimhen. Pallone sul fondo, si resta sullo 0-0. Osimhen cestina, il gol del vantaggio. Si resta in parità. E l'espressione di Rudy Garcia racconta tanto, racconta tutto. Va bene, va benissimo. Io non ho più parole. Ci deve essere una statistica non per i singoli giocatori, ma per le squadre che sbagliano più rigori. Il Napoli deve essere primo per forza. Guarda Zic ha fatti. Mamma mia, mere tunnel Ostica. Bravo Zielu. No! Elmas Kvara. Ma io ve l'avevo detto che era meglio farlo partire dalla panchina. Nessuno mi può ascoltare perché è un'idea troppo rivoluzionaria. Kvara lo fai partire dalla panchina, così non lo devi sostituire un'altra volta. Lo fai entrare come è entrato con il Sassuolo. E con il Sassuolo è stato subito decisivo perché l'assist lo ha fatto. Non ha giocato male Kvara, però gli entra nella testa. Che viene sempre sostituito, non con il Napoli in vantaggio di 4 gol. Gli entra nella testa. Vabbè, ha toccato un pallone Politano. 10 minuti. Qua Politano ti hai pigliato sto cartellino giallo proprio inutile. Era fallo per te, fermati. Vai Elmas. E meno male che adesso abbiamo gli specialisti sui calci piazzati, così la mettiamo. Politano? Vabbè, Politano ancora. Osimhen è pure plateato. Dice fammi giocare a 2. Giochiamo a 2. Voglio così e gli altarini e le giarrettelle. Gioca a 2 con Simeone, non mi togliere. Che non la puoi vincere, non la devi perdere. Bravo Cagliusto. È più importante della partita stessa, dove tu hai fatto qualcosina. Siamo ancora lontanissimi da quella forma. Scarico per Al-Susi. Però vedi Osi che platealmente, perché si vede. Se tu lo fai così platealmente non è solamente il momento. Vuoi dimostrare a tutti che non sei d'accordo con Garcia. È un gesto troppo platea. Quello là di Kvara dice ma che fai? Però stai lontano così. Proprio glielo dice proprio in faccia. Dice mettimi a 2. E questo è grave perché vuol dire che non c'è una fiducia totale da parte dei giocatori nell'allenatore. Quando non c'è fiducia tu cerchi di fare qualcosa che lui ti dice, però dentro di te pensi forse è meglio che faccio quello che ho in testa io, quello che mi ricordo dall'anno scorso. Si fanno le cose metà e metà e non si... Fortuna muscolare per Anghissà? Dai, aggiungiamo delle cose interessanti da valutare. Da solo, sì, è proprio muscolare. Ha aspettato il rilancio e si è buttato a terra. Sono finiti i campi. Garzia. Guarda l'inizio. Oh, Airoldi. Di Lorenzo. Mario Ru. Calcio di punizione prezioso. Mario non fa testo, sarebbe stato nervoso anche con il Napoli 4-0, è proprio la sua indole. Però il numero di cartellini gialli è interessante, è indicativo, è una novità assoluta. Cagliusto! No, Salemakers no, Poi dopo c'è il fallo di mano, fammi capire. Qua Anghissà la prende prima di pesce, diciamo proprio il nome, pesce mano. Si riparte con la punizione.
non c'è niente. Sarebbe stata una beffa interessante. Napoli beffa. No, va presa a ridere, adesso ce ne andiamo live e saremo serenissimi, sereni. Perché Garcia dirà, beh, ma se insegnavamo il palo e il rigore, quindi noi il nostro l'abbiamo fatto. Ah, chissà, c'ha Raya chi? Bravo Nathan! Buon esordio! Il cross di Di Lorenzo. Mario Rui? Ah, non lo puoi fare, l'ho sventagliato a Nathan. Va bene! Non abbiamo perso, non abbiamo perso, andiamo tranquilli, la faccia di Osimhen, dobbiamo parlare live. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate il like, quelli là che sai quando ridi però piangi.